Eccoci pronti per questa nuova edizione del nostro TG, tante le notizie, ma cominciamo dai titoli. In attesa di scegliere i nuovi direttori generali, le aziende sanitarie e gli ospedali della Calabria gestiti dalla figura del dirigente anziano. I 3 anni dalla scomparsa di Maria Chindamo, iniziativa voluta da Libera all'Imbadi per sollecitare gli inquirenti a fare chiarezza su quanto è accaduto alla povera donna. Pioggia, neve e temperature giù in Calabria e pieno inverno, si temono danni per l'agricoltura, la Coldiretti a sostegno degli associati. L'astrofisica Sandra Savaio esalta il planetario, un'ottima opportunità, Cosenza tra stelle, pianeti e universo. Grande prova del Cosenza a Salerno, la squadra silana gioca bene, diverte e vince, in Serie C vanno ai playoff Catanzaro, Reggina e Rende. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, in primo piano la sanità, lo avete sentito anche dai nostri titoli, c'è molta attesa per i nuovi direttori delle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria. Intanto le aziende in attesa dei nuovi manager sono gestite dalla figura del dirigente anziano. Vediamo. Da oggi ospedali e aziende sono nelle mani dei dirigenti anziani, così come prevede la legge dopo la decadenza dei commissari per effetto del decreto licenziato dal governo. La situazione è tutt'altro che chiara. Non vi è dubbio che il momento sia molto complicato perché non c'è nessuno che possa assumere decisioni. E quindi non è difficile immaginare cosa stia accadendo nelle strutture sanitarie della nostra regione. Ci sono molti adempimenti da compiere, ma i dirigenti chiamati a questo compito possono soltanto garantire la gestione ordinaria. Ma negli ospedali cosa vuol dire gestione ordinaria? Nulla. Intanto è previsto il rientro a Catanzaro, dopo una breve vacanza, del commissario Cotticelli. Non è certo che veda i commissari licenziati, ma è presumibile che dia indicazioni su come procedere in attesa della nomina dei nuovi manager. E proprio su questo punto vige un bel po' di confusione. Il decreto impone il dialogo con la regione per questo passaggio molto delicato. La domanda è: riusciranno Cotticelli e Oliverio a trovare un punto d'incontro? Atteso che il governatore vorrebbe alla guida della sanità calabrese professionisti locali, mentre le indicazioni fornite dalla ministra Grillo protendono per la scelta di uomini e donne di comprovata esperienza che provengano da altre regioni. E se Cotticelli e Oliverio non dovessero trovare la sintonia, sarà il governo a compiere le scelte? Beh, sta tutto qui il problema. Insomma, ancora una volta, sarà braccio di ferro. A 3 anni dalla scomparsa di Maria Chindamo, l'iniziativa voluta da Libera all'Imbadi, siamo nel Vibonese per sollecitare gli inquirenti a fare chiarezza su quanto accaduto all'imprenditrice. Vediamo. L'appuntamento nel luogo esatto in cui fu trovata l'auto di Maria Chindamo, senza più tracce di lei, solo qualche macchia di sangue, tutti intorno stretti al fratello e ai figli, per ricordarla ma soprattutto per lanciare ancora una volta l'ennesimo appello. Chissà parli. Ancora nessuna notizia, sono trascorsi 3 anni di grandi battaglie mie personali, della mia famiglia, della comunità e di tutte le istituzioni che sono qui presenti, la scuola, le forze dell'ordine, siamo qui tutti a remare dalla parte giusta per avere la verità e la giustizia sulla scomparsa di Maria. Cosa ricorda di Maria? Il suo sorriso, la sua gioia, la sua caparbietà nel aprirsi ogni strada che riteneva opportuna per raggiungere la sua felicità e la sua felicità personale, la sua felicità sentimentale e la sua felicità professionale. A qualcuno non è stato bene questo e ha voluto stroncare la vita di Maria. 3 anni senza la madre. Sì, sono 3 anni in cui l'angoscia si è ripetuta ogni giorno allo stesso modo e l'essere qui non fa una grande differenza perché è un dolore che si ripete a prescindere dal luogo, a prescindere dal giorno o dalla ricorrenza. In questi 3 anni che pensieri? I pensieri sono sempre volti a mia madre, anche a mio padre che manca da 1 anno prima di lei e cerchiamo di farcela da soli con l'aiuto di zio e della nonna. Niente, è difficile. Che appello senti di lanciare? Chissà parli, questo è l'appello che ripetiamo ormai da 3 anni oggi e quindi cerchiamo sempre verità e giustizia perché non si può vivere nel silenzio.
Le due sono parole forti che vogliono anche far significare e mantenere in vita la memoria di tua madre. Mia madre certamente non è qui fisicamente, come dicevo prima, ma grazie a noi figli, grazie a tutte queste persone che oggi sono qui accanto a noi, lei vive attraverso di noi. Chi ha deciso di uccidere mia madre voleva bloccare la sua libertà, ma non ci è riuscito. Io sono convinta di questo, perché se la libertà di mia madre è stata stroncata, qui ci sono oggi 10 persone, domani ce ne saranno 20, che vivranno in modo ancora più libero. Era il 6 maggio del 2016. Per Maria Chindamo, imprenditrice di Laureana di Borrello e madre di 3 figli, sembrava una giornata come tante. Quella mattina uscì dalla sua casa di Laureana di Borrello per recarsi in alcuni terreni di sua proprietà a Limbadi, nel Vibonese. Aveva appuntamento con 2 operai. A bordo del suo SUV di colore bianco arrivò a destinazione, ma davanti al cancello della sua tenuta accadde qualcosa di terribile. Maria svanì nel nulla. Gli inquirenti trovarono il motore dell'auto ancora acceso, tracce di sangue sul muretto della proprietà e sulla vettura. Da quel maledetto giorno di Maria Chindamo non si è saputo più nulla. Gli operai con cui la donna doveva incontrarsi raccontarono di non essersi accorti di niente. Da 3 anni le ricerche vanno avanti. L'ipotesi è che l'imprenditrice, che all'epoca aveva 44 anni, sia stata uccisa e fatta sparire, forse sepolta. I carabinieri hanno effettuato controlli specifici in alcune aziende della zona. Con l'ausilio dei cani molecolari hanno effettuato degli scavi in alcuni fondi agricoli, ma di Maria Chindamo nessuna traccia. Nessuno sembra aver visto o sentito nulla. Eppure Maria Chindamo scomparve in pieno giorno, ma la telecamera piazzata di fronte alla tenuta dell'imprenditrice fu manomessa. Probabilmente l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Maria fu studiato e preparato da qualcuno nei minimi dettagli. Già, ma da chi? La donna scomparve esattamente un anno dopo il suicidio dell'ex marito, che non accettava la fine della loro relazione. Circostanza questa inquietante. La sparizione di Maria è legata forse a quell'episodio, è una delle ipotesi degli inquirenti che continuano a cercare tracce ed elementi utili per risolvere il mistero. Il garante per l'infanzia Antonio Marziale, intervenendo sulla tragica storia di Napoli in cui la piccola Noemi è stata ferita in pieno centro e in pieno giorno nel corso di un regolamento di conti tra clan camorristici. La bambina, lo ricordiamo, rischia la vita. Marziale sottolinea ai nostri microfoni come le mafie non abbiano mai rispettato i bambini. Vediamo. La criminalità organizzata uccide i bambini in Calabria. Il caso più eclatante negli ultimi anni è stato Cocò Campolongo, a 3 anni giustiziato come un boss a Cassano allo Ionio. Lo ha ricordato oggi il garante per l'infanzia in un appello che scaturisce dalla terribile storia di Napoli, dove la piccola Noemi, ricoverata in ospedale, lotta tra la vita e la morte, ferita da una pallottola vagante nella guerra di Camorra. A dispetto di quanto sostenuto da certa pseudo letteratura, la mafia non ha mai rispettato i bambini. Quello che è successo alla bimba di Napoli, ferita da una pallottola vagante, è una storia che la Calabria conosce molto bene da vicino, ma non conosce solo le pallottole vaganti, conosce la morte macabra di tantissime creature, Cocò Campilongo, bruciato, arso vivo, conosce Nicholas Green e conosce un lungo elenco che oggi con un comunicato stampa ho voluto stilare. Questo per ricordare alle giovani generazioni che cosa significa stare dalla parte della criminalità, che cosa significa scegliere stare non dalla parte della legalità. E deve essere anche un monito anche per chi governa, per chi è chiamato ad essere legislatore più che altro, perché purtroppo le leggi italiane consentono l'accesso a troppi garantismi. Quando si uccide un bambino si uccide la speranza, si uccide il futuro della comunità generale. Allora serva da monito quello che è accaduto alla bambina di Napoli, che speriamo possa sopravvivere a questa bruttissima e dolorosa pagina che l'ha riguardata in prima persona, e comunque in ogni caso il tutto non finisca come al solito
in titoli di giornali nei giorni immediatamente successivi, ma abbia un seguito efficace. Videogiochi illegali, l'operazione della Guardia di Finanza nel Crotonese, 3 le denunce, vediamo. 210.000 euro di sanzioni pecuniarie sono state inflitte ai titolari di attività commerciali che la Guardia di Finanza di Crotone, nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione di illeciti nel settore dei giochi e delle scommesse, ha controllato scoprendo 2 centri abusivi e sequestrato diversi videogiochi illegali, denunciando 3 persone fra Isola Capo Rizzuto e Crotone. I finanzieri, dopo aver rilevato anomalie in 4 esercizi commerciali, hanno accertato la presenza nei locali controllati di 13 apparecchi di divertimento e intrattenimento privi di titolo autorizzativo, accesi e funzionanti, e la presenza di 8 personal computer e relative stampanti connessi a piattaforma di gioco online che consentivano l'esecuzione di scommesse su eventi sportivi in assenza delle necessarie concessioni e autorizzazioni. A Corigliano Rossano persone non identificate hanno squarciato a scopo intimidatorio 2 pneumatici dell'auto in uso al candidato sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi in corsa per le amministrative del 26 maggio. L'auto danneggiata è intestata al padre di Stasi, ma è in uso allo stesso candidato sindaco impegnato nella campagna elettorale per le prime elezioni del popoloso comune del Cosentino, nato, lo ricorderete, dalla fusione dei 2 centri originari. Circa 2 settimane fa Stasi aveva trovato forate 2 gomme dell'auto intestata a lui, ma non aveva dato importanza all'episodio. Vorrei, ha detto, che l'attenzione si focalizzasse sui contenuti della campagna elettorale e non su questi gesti. Questo atto non intorbidisce la campagna elettorale. Stasi ha reso noto che nelle prossime ore presenterà denuncia alla Polizia di Stato. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Alcune persone sono rimaste ferite nello scontro tra un autobus e una vettura verificatosi sulla statale 107 Silana-Crotonese nei pressi di Camigliatello Silano. Nell'incidente è coinvolto una Fiat Panda e un pullman delle Ferrovie della Calabria. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Sul posto carabinieri, personale del 118 e gli uomini dell'ANAS, disagio al traffico. Un grosso ramo, dopo essersi staccato dal tronco di uno degli imponenti pini che costeggiano via Dante Alighieri a Vibo Valentia, ha sfiorato un'auto in transito, illesa la donna alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere le parti dell'albero caduto sull'asfalto e consentire il ripristino della circolazione veicolare. Un incendio ha interessato una palazzina del popoloso quartiere di via Villini Svizzeri a Reggio Calabria. Nello stabile vivevano 2 anziani coniugi con i loro cagnolini, tutti salvati dagli agenti della Polizia di Stato e dai vigili del fuoco. La coppia ha riportato serie ustioni, ma fortunatamente nessuno dei 2 è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 3 ore per spegnere l'incendio e sventare il rischio dell'esplosione di alcune bombole di gas. La via di Padova ha arrestato Pasquale Pullano, 42 anni, di Crotone, ritenuto dagli inquirenti un corriere della droga. L'uomo era già stato ammanettato nel marzo del 2016 perché trovato con oltre 1 chilo di hashish. 7 kg di cocaina nel doppio fondo dell'auto, arrestato un 53enne calabrese dalla Guardia di Finanza al porto di Golfo Aranci. L'uomo era appena sbarcato dal traghetto. E cambiamo argomento. Siamo davvero in pieno inverno, almeno a guardarci intorno, pioggia, neve, temperature bassissime in tutta la Calabria. L'ultimo colpo di coda dell'inverno si fa sentire, vediamo. La neve in Sila, siamo a Montescuro. Le immagini non sono state girate qualche mese fa, ma questa mattina da un nostro telespettatore con il telefonino a documentare l'anomala neve di primavera, il manto bianco e il cielo nuvoloso, paesaggio tipicamente invernale, inconsueto a maggio. L'aria fredda prevista è arrivata puntuale dalla Scandinavia. Secondo gli esperti non si verificava da 62 anni. L'irruzione artica ha riportato la coltre
neve bianca sui rilievi dell'altopiano silano e sul massiccio del Pollino con temperature in picchiata. La parentesi bizzarra nel mese tradizionalmente dedicato alle rose, di conseguenza al clima mite, dovrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Il colpo di coda dell'inverno nel cuore della primavera lascerà conseguenze soprattutto in agricoltura. E lo avete sentito, si temono danni per l'agricoltura, Coldiretti a sostegno dei propri associati. Vediamo. Temporali, venti forti e temperature in picchiata, scampoli d'inverno che si ripropongono in queste ore in tutto il paese. Anche in Calabria la situazione meteorologica preoccupa e non poco, soprattutto la Coldiretti, che teme il forte sbalzo termico e i fenomeni sparsi che possono creare danni alle colture. Crea qualche tensione, qualche allarme, anche perché se lo racchiudiamo a ciò che sta succedendo in Calabria, possiamo dire che per una delle poche volte la Calabria in questa fase è un po' più fortunata rispetto a quello che sta succedendo invece nelle altre regioni d'Italia. Al momento noi non registriamo danni veri e propri. Certo ci sono delle preoccupazioni all'interno delle nostre aziende, preoccupazione in un'eventuale permanenza di questo clima, perché comunque stiamo registrando delle temperature un po' anomale per il periodo. Ci sono delle colture che erano prossime alla raccolta o altre che sono in piena fioritura. È chiaro che queste subiranno un lieve ritardo. Se si dovesse fermare a queste condizioni e se il clima dovesse migliorare per come sono le previsioni, io credo che in Calabria un grosso allarme non ci sia. Al momento, per quello che ci è dato di sapere nel contesto della nostra regione. È chiaro che se queste temperature continuano a perdurare e per altri giorni, per altre settimane, allora lì c'è il rischio che alcune colture possono essere seriamente compromesse. Un inizio di settimana dal sapore tipicamente invernale, ma nelle prossime ore, dicono gli esperti, torneranno le temperature tipiche del periodo. Una lezione sulle stelle che concludono la loro vita con un'esplosione tenuta dall'astrofisica Sandra Savaglio. Ha entusiasmato ieri pomeriggio il pubblico, gli appassionati del planetario di Cosenza. Vediamo. Il planetario di Cosenza ha ospitato un'apprezzata lezione sulla travagliata vita di alcune stelle tenuta dall'astrofisica Sandra Savaglio, che ha avuto parole di elogio per la struttura voluta dall'amministrazione comunale. Fa tantissime cose belle, è stato un grande sforzo, ci è voluto tanto tempo, però è una cosa di cui essere orgogliosi e la città di Cosenza adesso ospita. Non lo so, è attività culturale, la gente si incontra, è curiosa, vuole sapere, ha la possibilità di parlare di cose di cui sente qualcosa alla TV in un minuto e qui possiamo spiegarle meglio. È importante per le persone, è importante per chi le fa, anche per me, avere un contatto con la gente, ascoltare le domande, cercare di rispondere, confrontarsi e crescere insieme. E oggi parleremo della vita delle stelle, in particolare di quelle che finiscono tragicamente con una esplosione gigantesca. Sono eventi rari, sono molto importanti per la vita dell'universo e sono molto spettacolari, ci offrono delle immagini bellissime. Adesso le attività del planetario si fermeranno per qualche settimana per il montaggio di nuove e sofisticate attrezzature di proiezione. È una bellissima iniziativa anche oggi che chiude la prima parte del mese di aprile e maggio. Dal giorno dell'inaugurazione ad oggi abbiamo tenuto questi weekend all'insegna della scienza, della cultura scientifica ma anche umanistica. Oggi chiude questo primo ciclo Sandra Savaglio, componente del comitato scientifico del planetario di Cosenza, e riapriremo subito nei primi di giugno con ancora grandi iniziative.
Restiamo a Cosenza ancora per gli appuntamenti, diritto della donna, di una scelta consapevole nelle modalità di travaglio o parto, è stato il tema affrontato nel corso dell'incontro che si è tenuto nella sede ristrutturata dell'Ordine delle Ostetriche di Cosenza. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della giornata nazionale, come conferma ai nostri microfoni la Presidente dell'Ordine appunto di Cosenza, Rita Domenico. Rita Domenico, l'inaugurazione della sede dell'Ordine a Cosenza, lei è la Presidente, è un appuntamento nazionale che va nella direzione della tutela dei diritti delle donne. Ebbene sì. L'Ordine delle Ostetriche, in associazione naturalmente dal direttivo della FINOPO della Federazione Nazionale, come tutti gli anni dal 1991 fa questa giornata dedicata alle ostetriche, un ulteriore appuntamento per far capire la mission delle ostetriche. E oltretutto è anche una festa importantissima per i diritti delle donne. A noi come tema principale la FINOPO ci ha inviato i diritti in generale delle donne. Noi abbiamo scelto la tematica del travaglio parto umanizzato, però è chiaro che poi il dibattito è stato ampliato per più domande anche a livello oncologico. Il parto umanizzato, se ne parla tantissimo, però se ne conosce poco. In realtà cosa vuol dire? Il nuovo ordine pone l'attenzione, l'accento proprio sul codice etico e deontologico, quindi sui diritti della donna, sul modo dei diritti della donna di travagliare e partorire in modo umanizzato e spontaneo, in modo anche più accogliente possibile, usando naturalmente tante strategie che va dall'idroterapia, che va dalla musicoterapia, dalla danzoterapia, dalla digitopressione, dai corsi di accompagnamento alla nascita. Ci sono tante strategie. E quindi da questo si parte un discorso poi che si arriva in sala parto con una donna consapevole, abbassiamo quindi il tasso della medicalizzazione del parto. Siamo allo sport, grande prova del Cosenza Salerno, la squadra silana gioca bene, diverte e vince. Vediamo. Non poteva esserci finale migliore per la stagione del Cosenza. Chi si aspettava una squadra remissiva, molle, appagata, vittima sacrificale di una Salernitana alla disperata ricerca di punti salvezza, è rimasto sorpreso, in qualche caso deluso, dalla prova maiuscola dei rossoblù. Contro l'11 di Gregucci, nel pieno di una parabola discendente verso l'inferno, Piero Braglia ha scelto gli uomini più adatti per compiere l'ennesima impresa della sua esperienza alla guida dei lupi. Elementi di provata affidabilità come Legittimo, Palmiero, Bruccini e Tutino ad esempio, e calciatori che avrebbero voluto scendere in campo con maggiore continuità, ma hanno conservato intatta la voglia di giocare e dimostrare il proprio valore. Saracco, Schettino, Trovato e Garritano. Nonostante la variazione degli interpreti, il Cosenza ha recitato alla perfezione il solito copione da trasferta, solidità difensiva e trame di gioco efficaci, imbastite da Luca Palmiero, sempre più padrone del centrocampo. Un Cosenza a proprio agio anche sul prato della Rechi e capace di ridurre al minimo la forza d'urto dei Granata, limitando giocate e pericolosità di Rosina, Calaiò e Djuric e tenendo sempre alta l'attenzione di Micai. Sul finire del primo tempo, il giusto premio alla qualità espressa dai rossoblù, il tapin di Luca Garritano sul traversone di Tutino e il meritato vantaggio. Nella ripresa, subito le prime variazioni sul tema, Mazzarani la mossa di Gregucci, Embalo per Trovato prima e Dermacu per l'infortunato Legittimo poi, i jolly di Braglia. Un'altra occasione da rete per il Cosenza sull'asse Embalo-Tutino, giocata spettacolare. E poi il break dei padroni di casa con la punizione di Rosina smanacciata da Saracco, bravo a non perdere di vista il pallone, ben calciato dal centrocampista calabrese, autore poco dopo del momentaneo pareggio al termine di un'azione rocambolesca con tanto di scivoloni, una respinta di Saracco, tackle e deviazioni fortunose in un'area piccola particolarmente affollata. 1-1 è un punto in tasca che evidentemente Salernitana e Cosenza non hanno ritenuto soddisfacente. La battaglia in campo si è fatta ancora più vivace, l'assalto dei padroni di casa, un'azione da kamikaze finita con il prevedibile Arachiri che complica terribilmente il finale di campionato per Calaiò e compagni. Il Cosenza ha creato un numero spropositato di occasioni gol e ha trovato quello del sorpasso con Luca Palmiero, il primo in Serie B, proprio nell'ultima uscita stagionale, la classica ciliegina in un'annata straordinaria. Un regalo ai 700 tifosi presenti che volevano salutare la squadra in qualunque circostanza e si sono fatti trovare pronti per festeggiare un'impresa. In Serie C vanno ai play-off Catanzaro, Reggina e Renne. Vediamo.
Poteva esserci l'unplan delle squadre calabresi ai playoff di Serie C se solo la Vibonese non avesse perso più di un'occasione per blindare la propria posizione, ma comunque il bottino è andato oltre le previsioni dei giorni scorsi. Catanzaro e Reggina erano sicuri di un posto negli spareggi, il Rende invece doveva sperare una combinazione favorevole di risultati durante la propria pausa, e così è stato. Cavese e Viterbese non hanno fatto risultato e i biancorossi hanno mantenuto il 10° posto pur non giocando. Al primo turno incontreranno in trasferta il Potenza, che ieri ha battuto la Vibonese grazie alla rete di Bacio Terracino. Sarà il Monopoli l'avversario da Reggina, mentre Catanzaro entrerà in scena nel primo turno della fase nazionale. Il terzo posto, conquistato a spese del Catania, garantisce un vantaggio non di poco conto. I giallorossi hanno vissuto un pomeriggio incredibile al Ceravolo, dando vita insieme al Trapani, ormai certo del secondo gradino del podio, ad una delle gare più pazze dell'anno. 9 gol in tutto, con i siciliani che dopo 10 minuti conducevano per 3-1. Poi la rimonta e il sorpasso dei padroni di casa, fino al 6-3 finale che lancia la squadra di Auteri, candidata tra le altre a conquistare uno dei 2 posti disponibili per la promozione in Serie B. Chiudiamo con le previsioni del tempo. L'inizio settimana sulla nostra regione sarà caratterizzato da un peggioramento di stampo invernale, con un brusco calo delle temperature che favorirà il ritorno della neve sui monti, mediamente a quote superiori ai 1100-1200 metri. La causa di tale fenomeno è da attribuirsi alla presenza di un vortice di bassa pressione che nelle prime ore di lunedì stazionerà sul basso Adriatico, per poi evolvere verso levante, pilotando verso la Calabria aria più fredda di origine artica. Domani cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso, sebbene nelle prime ore della giornata potrebbe insistere una residua instabilità sul Reggino. Temperature in leggero aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani molto mosso il Mar Tirreno con moto ondoso in diminuzione e con ventilazione moderata dai quadranti occidentali. Poco mosso il Mar Ionio con venti deboli di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.it anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.